Molte domande che attendono una risposta, non ci sono testimoni oculari, oltre ai 4 amici a bordo della Polo che subito dopo l'incidente hanno chiamato i soccorsi e si sono allontanati dal luogo della tragedia. Sono stati i carabinieri che li hanno rintracciati diverse ore dopo nelle loro abitazioni. L'autista, un 18enne di Annone Veneto nel Veneziano, rischia ora, oltre all'omicidio stradale, anche l'omissione di soccorso. Ma questo sarà la magistratura a stabilirlo. Certo è che se tutto dovesse essere confermato, i giovani dovranno spiegare come mai hanno lasciato i loro amici intrappolati nella BMW senza attendere i soccorsi. A terra, in quell'inferno, oltre all'auto accartocciata addosso al platano, anche un pezzo dello specchietto della Polo. E qui la pista che gli investigatori non confermano ma non escludono. Lungo via Sant'Antonino la BMW ha iniziato il sorpasso. La velocità è sostenuta sopra i 140 km/h. Forse, ma questa è una delle ipotesi, la Polo si allarga e va ad urtare la vettura degli amici. In un attimo si consuma il dramma. Le due giovanissime, Eralda Spaillari, 19 anni, di origine albanese, e Barbara Brotto, 17 anni, di Rustignedio d'Erzo, muoiono sul colpo. Ora le famiglie attendono il nulla osta per poter fissare la data dei funerali. Rimangono invece gravi le condizioni di Michele, alla guida della BMW, ricoverato a Treviso. In leggero miglioramento Daniel, il 18enne, trasportato invece a Mestre. Nelle prossime ore dovrebbe essere affidato l'incarico per la perizia cinematica. I due automobilisti dovranno rispondere di omicidio stradale. Intanto il presidente Luca Zaia da Palazzo Balbi torna a parlare degli incidenti stradali, troppi nella nostra regione. Confermo che stiamo lavorando a questa campagna e confermo anche che ci preoccupa non poco questo susseguirsi di notizie, non ultima purtroppo la tragedia di Gorgo. Si va nella direzione, pensando a un principio, che le strade non sono pericolose, parlo in senso generale, ma siamo noi che le rendiamo pericolose. Quindi l'educazione alla sicurezza stradale è fondamentale. La velocità da un lato e la distrazione, si pensi a quanti incidenti sono causati dall'utilizzo del telefonino, danno una dimensione di quanto grave sia il problema. Molti gli incidenti nei quali rimangono coinvolti i giovanissimi, come a Gorgo al Monticano. Penso però che dovremmo utilizzare moltissimo i canali social per parlare direttamente ai ragazzi.